E dal Partito Democratico del Veneto arriva una proposta per combattere l'abbandono scolastico. Nella transizione tra un ciclo di studi e l'altro si concentra la percentuale più alta di bocciature e abbandoni. Ce ne parla Giuseppe Bucca. Riformare l'orientamento scolastico senza stravolgere la normativa di riferimento. Il Partito Democratico del Veneto lancia la sua proposta per ridurre l'abbandono scolastico e arginare il numero di giovani che non studiano né lavorano. Oggi, sostiene il segretario regionale Andrea Martella, l'orientamento si basa su un approccio prettamente teorico. La proposta del PD invece prevede di trasformare le attività informative in esperienze dirette. Ad esempio, gli studenti delle medie dovrebbero essere coinvolti prima del diploma in laboratori da organizzare nelle scuole superiori. Dal canto loro, gli studenti al quarto e quinto anno delle superiori dovrebbero svolgere un'esperienza negli ITS, nelle università o nelle aziende. Attività che andrebbero regolate da un contratto di apprendistato e che potrebbero far maturare crediti formativi, nonché una prima dote valida a fini pensionistici. Il Partito Democratico infine propone una sorta di modello Erasmus per favorire esperienze lontane dalla propria residenza.